Chi si aspettava la fumata bianca sarà rimasto deluso, altrettanto chi si aspettava quella nera. Alla fine dalla sede del Lati idrico di Agrigento si è levata una colonna grigia, una decisione salomonica, quella assunta dall'Assemblea dei Sindaci, chiamata ad esprimersi sulla possibile rescissione del contratto con Girgenti Acque. L'organismo presieduto dal primo cittadino di Menfi, Enzo Lotà, ha deliberato il via libera all'iter per la verifica di tutte le inadempienze e le criticità contestate al gestore privato. L'incarico di predisporre l'atto di diffida è stato affidato al legale Giuseppe Mazzarella. Girgenti Acque dovrà, entro i termini stabiliti, rispondere ai quesiti contenuti nel documento. Sulla base della controrelazione, l'Assemblea del Lati idrico dovrà valutare se sarà il caso di andare fino in fondo o fermarsi. Non si sono fatte attendere le reazioni. C'è chi parla di giornata storica come cittadinanza attiva che aggiunge si dovrebbe festeggiare, ma poi subito corregge il tiro. Non saremmo franchi fino in fondo, si legge nella nota, a noi il dubbio viene, il rischio è che si tratti di un'ennesima presa in giro. La Cislea di Consum parlano di data storica, ma oggi inizia il conto alla rovescia per i cittadini della provincia di Agrigento che potrebbero in tempi brevi riappropriarsi dell'acqua. Saia e Busciglio rivendicano poi la loro attività e i loro interventi, così come fanno anche la CGIL e Federconsumatori che si uniscono al coro. Quella di ieri la bollano come una pagina storica. Occorre però cominciare a pensare al dopo Girgenti Acque, spiegano Raso e Capodici, per assicurare in termini di economicità, efficienza ed equità questo fondamentale servizio ai cittadini, salvaguardando anche gli investimenti annunciati per il rifacimento delle reti. E infine per il deputato regionale del PD Michele Catanzaro il passaggio deliberato da Lati indica in maniera inequivocabile l'orientamento della popolazione agrigentina contro una gestione privatistica delle risorse idriche pubbliche che in 10 anni non ha certamente dimostrato di funzionare. Quello raggiunto è un traguardo importante, sottolinea ancora Catanzaro, ma è necessario andare avanti con determinazione. I sindaci devono continuare a lavorare sinergicamente a sostegno delle richieste dei cittadini.